ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Pordenone con Asconfcommercio e Sviluppo e Territorio che hanno lanciato il progetto Uniti e Digitali che punta alla promozione dei negozi collegati in rete attraverso un tablet. Al via anche un concorso a premi per incentivare gli acquisti. Le due iniziative sono state presentate questa mattina. Vediamo. Malacart, manager di sviluppo e territorio, centro anch'io, in collaborazione con Confcommercio Pordenone, due iniziative che puntano in modo particolare a rilanciare il commercio. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto digitale, si tratta di un progetto che vuole installare fisicamente nei negozi un circuito digitale dove i nostri negozi potranno promozionarsi, fidelizzare i loro clienti, mandare messaggi, ma non solo i negozi, anche le nostre istituzioni, quindi i nostri soci, i comuni, le banche, gli stakeholder della città potranno interagire con la gente. Inoltre, per incentivare l'utilizzo, lanceremo anche un concorso gratta e vinci a livello provinciale che si giocherà tutto sulla nostra rete digitale. Ecco, fondamentale anche usare queste nuove tecnologie, soprattutto per mettere in rete i commercianti. Assolutamente, ormai l'individualismo non funziona più, bisogna cercare di fare rete, è ovvio che ognuno di loro è un imprenditore, è ovvio che ognuno di loro fa le proprie politiche industriali, le politiche commerciali, però mettersi insieme e fare fronte comune per cercare di ovviare alla concorrenza mondiale. Ecco, nello specifico il tablet che funzione avrà? Il tablet ha funzioni di mandare messaggi, quindi ci sarà un palinsesto dedicato ai messaggi dei nostri commercianti dove potranno appunto lanciare promozioni, dove potranno mandare messaggi, dove potranno raccogliere informazioni da parte dei commercianti. E c'è poi il concorso a premi, quando partirà e come funzionerà? Il concorso a premi partirà a novembre, funzionerà in tutta la provincia, quindi vogliamo coinvolgere tutti i 50 comuni della provincia, funzionerà con premi immediati, quindi i commercianti daranno dei premi ad ogni acquisto, ci sarà una specie di vincita immediata e poi un maxi sorteggio mensile, settimanale e finale. Un progetto che parte da lontano, che ha visto in primis Maniago sperimentare un progetto che sembrava banale, il gratta e vinci, snobbato da molti, eccetera, un progetto che invece ha dimostrato di saper creare coesione fra imprenditori, di saper rendere attrattivi i centri commerciali naturali, e da questo progetto l'idea del presidente di Maniago, Rosolin, di estendere anche a tutto il territorio provinciale. Progetto che poi si è innescato con un altro progetto sul quale la provincia di Pordenone doveva fare da, come dire, capofila a livello nazionale. E questa interpolazione ha dato origine a quello che viene oggi presentato, un progetto multimediale con l'inserimento del concorso a premi e con un filo conduttore comune che è quello di rianimare i centri commerciali naturali e proprio in funzione di questo ha visto una partecipazione da parte delle amministrazioni comunali, anche le più piccole, molto attiva, molto desiderosa di partire quanto prima. Comune di Pordenone, comune capofila, però in questo caso il regista è stato Sviluppo e Territorio ed è il motivo per cui siamo orgogliosamente soci di Sviluppo e Territorio, perché è proprio questo il motivo per cui è nata questa idea di fare in modo che il territorio potesse avere visibilità e progettualità per fare in modo che il commercio potesse beneficiarne. Questo è un progetto sicuramente lungimirante perché unisce il commercio locale con la tecnologia e lo sviluppo di quello che sarà il futuro del commercio, ovvero l'utilizzo dell'online per fare in modo che anche il commercio locale possa beneficiarne, ma soprattutto fare in modo che ci sia una rete tale per cui si viene incentivati a venire in città, consumare in città o nel territorio della destra tagliamento, facendo in modo di incentivare l'utilizzo della presenza sul territorio e lo sviluppo del commercio locale. Ed ora andiamo a Tricesimo, nel suo castello inserito nell'area di Madonna Missionaria, che sarà aperto nel fine settimana a partire da settembre. La Curia udinese ha dato in locazione con una cifra simbolica la struttura all'annesso parco al Comune, che ora si occuperà della manutenzione e della valorizzazione dell'intera area. Vediamo Isabella Gregoratto.
Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Madonna Missionaria in comune di Tricesimo insieme al sindaco di Tricesimo Giorgio Baiutti e proprio recentemente, anzi dal 1° luglio, la Curia ha dato in locazione a prezzo simbolico al comune di Udine questa struttura, praticamente quest'area che vediamo con l'annesso castello. Dobbiamo ricordare che qui fino a maggio praticamente erano ospitati immigrati della rotta balcanica. Quanti ce n'erano? Dai 40 ai 45, 35, a seconda delle 2 settimane che passavano qui, perché qui venivano ospitati per i 15 giorni, facevano le attività di prevenzione, le verifiche di carattere sanitario, dopodiché venivano dislocati in altre parti del territorio regionale o nazionale. Ecco, e prima ancora era stata utilizzata la struttura anche per l'emergenza Covid. Sì, l'emergenza Covid, anche se in realtà non è mai stata, non ha mai ospitato alcun paziente, perché la Protezione Civile alla fine aveva deciso di utilizzare la caserma dell'aeronautica di Pasian di Prato. Ecco, per voi il fatto di poter disporre di questa struttura, che cosa rappresenta? Perché adesso praticamente l'area dovete tenerla in ordine, perché l'impegno vostro è proprio questo. Quello di manutentare l'area, che era un po' abbandonata da alcuni anni, da una dozzina di anni non si fanno più attività di carattere religioso, collegate anche all'attività del santuario della Madonna Missionaria, e l'abbandono degli ultimi anni comporta la necessità di fare degli interventi di manutenzione, soprattutto nella corte interna, questo splendido giardino dove adesso ci troviamo. Il palazzo internamente è sufficientemente ben conservato, però c'è la necessità di fare questa attività di manutentiva anche per consentire alla popolazione tricesimana, non solo quella, di poter fruire di un bene storico, architettonico come questo, che è assolutamente straordinario ed è oltretutto anche poco conosciuto, perché il castello nei decenni passati era aperto, in momenti molto ma molto ridotti. Ecco, quindi è vostra intenzione tenere aperta la struttura, tra l'altro c'è una bellissima passeggiata fra il verde, ci si può arrivare sia con l'auto che a piedi. Ci sono camminate proprio dal centro di Tricesimo. Oltretutto il castello, è vasto nella sua corte interna e nel palazzo, ma attorno al castello di Tricesimo ci sono una quindicina di campi a bosco ed altri 30-40 campi che vengono coltivati e che formano un compendio unico nel panorama del territorio di Tricesimo, perché è una realtà veramente molto bella, con piante secolari che tra l'altro anche esternamente frequentato, perché bisogna riconoscerlo, solo che molti di questi che nei decenni hanno frequentato questo luogo un po' per la Madonna Missionaria, un po' per queste passeggiate, in realtà dentro il castello non ci sono mai stati. Quindi adesso voi intendete sfruttarlo dal punto di vista turistico, valorizzarlo e utilizzarlo solo per le visite o anche per promuovere iniziative all'interno? No, anche fare senz'altro degli eventi sia all'interno del castello, c'è il salone al primo piano che si presta a questo tipo di attività, ma anche e soprattutto nei periodi estivi e anche primaverili e autunnali poter utilizzare anche per eventi musicali, teatrali, anche questo spazio esterno che è molto bello ed è molto suggestivo anche. Quindi la prima operazione che farete per rilanciare la promozione? La promozione, ecco, una serie di domeniche di castello aperto, facendo conoscere questa realtà, partendo però appunto con il mese di settembre, quindi dedicare 2 o 3 domeniche del mese di settembre per aprire i cancelli del castello e consentire alla popolazione di Tricesimo, ma non solo quella, di poter visitare questa importante testimonianza storica che abbiamo qui nel nostro territorio. Bene, ringraziamo il sindaco di Tricesimo Giorgio Baiutti, qui da Madonna Missionaria. È tutto, ringrazio anche per le riprese Martina Beraldo, restituisco la linea allo studio. Ed ora andiamo alla chiesa di San Martino di Terzo di Aquileia. Abbiamo visitato per voi questo luogo sacro grazie al progetto transnazionale Affreschi senza confini con la guida turistica Roberta Bressan. Qual è la storia della chiesa di San Martino di Terzo di Aquileia? Allora, è una delle chiesette più importanti che abbiamo nella Bassa Friulana, tra l'altro in una zona di argini
e di propaggini verso la laguna. La storia della chiesetta di San Martino è lunga secoli praticamente e ha avuto anche diciamo dei cambiamenti, perché all'inizio era molto più piccola e lo si vede dal taglio degli affreschi all'interno. Poi è stata allungata e sopraelevata, però si riesce a capire ancora oggi, grazie anche alla forma delle finestre, come doveva essere la chiesetta in origine, molto più piccola, sopraelevata attorno ad una probabile centa con cimitero, caratteristica comune a tante altre località. All'interno si trovano dei cicli di affreschi che sono importantissimi, perché ce ne sono almeno di 3 periodi diversi. Ci sono quelli duecenteschi dove compare anche Elisabetta d'Ungheria. Questo vuol dire che era già stata canonizzata e gli affreschi devono essere del 1235 circa, cioè post canonizzazione. Poi abbiamo quelli trecenteschi dove prevale la scena dell'ascensione, ma soprattutto una scena rarissima da vedere in giro in Friuli, che è quella della discesa agli inferi, che era nella vecchia liturgia aquileiese prima che fosse spazzata via dall'Inquisizione e dal Concilio di Trento. L'ultimo ciclo di affreschi è più o meno della fine del 1400, inizi 1500, e riguarda naturalmente la parte verso l'abside e i soffitti dell'abside, il sottarco con le sante, le storie di San Martino, gli Apostoli, i 4 Evangelisti e i 4 Padri della Chiesa, che sono temi abbastanza standard per quel periodo, ma la particolarità sono quelli duecenteschi con Elisabetta d'Ungheria con le 3 corone, che poi è stata replicata anche nella Basilica di Aquileia, e poi soprattutto la discesa agli inferi, che faceva parte della vecchia liturgia aquileiese, che purtroppo poi per vari motivi è andata persa. Con la figura di San Martino molto venerata in Friuli? Ah sì, ma non soltanto San Martino. Pensate per esempio anche a San Michele, che parte con i Longobardi, e tantissimi altri. Vi ricordo una curiosità: San Martino è citato anche nel Codice Civile del Regno d'Italia, quello del 1865, per il quale, cioè in base al quale San Martino era l'ultimo giorno dei contratti dei mezzadri. Con San Martino finivano i contratti e le famiglie traslocavano. In molte zone della Lombardia, per esempio, si dice ancora oggi fare San Martino vuol dire traslocare. L'11 di novembre era la data di chiusura dei contratti. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroveremo a voi la linea con una sorpresa musicale. A tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. La musica è protagonista dell'estate con i suoi tormentoni. Oggi ne parliamo in particolare di uno, il twist dell'influencer di Mandi Mandi. È diventato un piccolo film girato interamente a Lignano Sabbiadoro nei giorni scorsi e oggi viene presentato ufficialmente qui da noi a Telefriuli. Allora subito vi presento gli ospiti di questo speciale di A Voi la Linea dedicato alla musica, David Zeppieri e Oriana Camassa. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Ciao. Voi avete fatto parte del cast delle riprese e soprattutto vi chiedo come nasce questa canzone, il videoclip che oggi abbiamo in esclusiva, e saluto Mandi Mandi, il nostro Marco Milano, che sicuramente ci starà seguendo perché è lui il protagonista, assieme a Alberto Zeppieri, che saluto davvero con affetto, di questo ultimo lavoro. Come nasce? Allora, io qua ho degli appunti perché ci sono dei nomi che se no io mi dimentico, perché purtroppo Esatto. la memoria... Allora, l'idea è di Tony Merlot, non aggiungiamo altro, che conosciamo, che ha proposto a Mandi Mandi questa canzone un po' per seguire la scia del twist, no? Che è uscita adesso come Achille Lauro,
Orietta Berti, Morandi, eccetera, eccetera, eccetera. Controllo se non dico... Ah sì, e la musica è di Fabio Abate, che è chitarrista di Carmen Consoli, una nuova scoperta di Carmen Consoli, e il testo è di Alberto Zeppieri, che io... che tu non conosci, non conosco. che lui non conosco. è a Capoverde, insomma è tranquillo. Esatto, lui lavora direttamente da Capoverde, ha creato tutto quanto da là e ha gestito un po' la produzione da là. Il video poi, tra l'altro, è stato prodotto appunto qui da noi, ma con un sacco di commissioni, e io ho curato anche le grafiche appunto del video, del CD. La canzone poi uscirà domani ufficialmente e voi oggi ce l'avete qua in anteprima, giustamente. Abbiamo visto delle fotografie tutte ambientate in una location che tutti conosciamo, che è Lignano Sabbiadoro. Vediamo Mandi protagonista, ritorna con questa canzone proprio per anche promuovere il territorio friulano come Lignano Sabbiadoro. E infatti raccontami un po', Oriana, dove è stata registrata la canzone, l'abbiamo detto, però sappiamo che è frutto di una cooperazione a distanza. Sì, diciamo che poi Lignano Sabbiadoro è stata veramente la location ideale per quello che vuole essere veramente l'ultimo tormentone dell'estate. C'è stata una grande collaborazione con tutta quella che è l'amministrazione locale, in particolar modo con l'assessore Massimo Brini. Sono stati tutti molto disponibili nel consentire le riprese al meglio, nel rispetto di tutte quelle che erano le norme anche di sicurezza. È stata veramente una location eccezionale. E questo per quanto riguarda il videoclip, ma io parlavo di cooperazione a distanza da David, ti proprio per far sì. capire ai telespettatori come nasce. Cioè, è stata una produzione 2.0, come si suol dire, perché come ti accennavo prima, la musica arriva dalla Sicilia. Mandi ha cantato a Verona, all'Accademia Recording Studio. Io a Udine mi sono occupato dei cori al The Cavern Studios, dove abbiamo anche un piccolo studio, dove abbiamo un canale YouTube, La Stanza del Paolino, faccio pubblicità, insomma, giustamente. Invece i contributi degli ospiti, Maurizio Mattioli, Enzo Salvi e Claudio Laureta, che è quel grandissimo imitatore che fa benissimo le voci di Boldi, Pozzetto e quant'altro, sono stati registrati in Trentino, dove Mandi con loro stava girando un film. Inoltre Mandi poi lavorava dalla Puglia, perciò è stato proprio tutta l'Italia messa in campo, ecco. E però, insomma, vediamo in queste immagini le fotografie che vi vedono nel backstage praticamente delle riprese. Io riconosco diverse locali, diverse zone di Lignano, ma vedo che è curata anche molto la parte fashion, la parte anche oltre delle coreografie, anche dei vestiti. Immagino che tu abbia messo mano, Oriana. Ah sì, c'è stato il desiderio di creare un po' un'ambientazione anni 60, come il testo e la canzone richiedeva, e quindi c'è stata la collaborazione con Paprika Calzature, negozio di calzature, abbigliamento e accessori a Udine in via Cesare Battisti, ma non solo, c'è stata la consulenza fashion anche da parte di Seductive Lashes, che è un centro che si occupa di ciglia ma non solo, e quindi insomma è stato, che si trova a Udine in via dell'Ancona 20. È stata una bella collaborazione, è stato anche divertente mettersi in gioco con tutto quello che riguarda anche gli outfit, il look di quel tempo. Le Cadillac hanno fatto il loro, come avete intravisto, e c'è stata una bella commistione di cose. Tante belle ragazze, tanti bei ragazzi, ma com'è stato? In quanti eravate? Com'è stato poi lavorare in gruppo assieme a Mandi? Lo chiedo a tutti e due, chi vuole parlare, rispondere per prima. È stato sicuramente divertente perché lui è un personaggio e è stato proprio... Abbiamo tante persone che hanno collaborato insieme, 6 ragazze all'interno del video, lui come protagonista, ma poi tutto lo staff. C'è stata una bella sinergia, c'era veramente un bel feeling, è stato un bel gioco nelle riprese. E anche la musica? Vi siete divertiti? La musica vi è piaciuta? Ditemi sinceramente. Considera che il twist è un genere che non finirà mai di divertire, di piacere, perché è un ritmo che ti entra immediatamente dentro. Quindi è stata una produzione che è andata via praticamente a ritmo di musica, ma autonomamente, non serviva neanche impegnarsi perché era tutto automatico, era bellissimo, no? Quindi questa è la pronta risposta
con il twist dell'influencer a 1000 del trio Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro e L'Allegria, scritta da Giovanotti per Gianni Morandi. La canzone di Mandi Mandi fa un po' il verso al mestiere dell'influencer, questo nuovo ruolo da messia del terzo millennio. Anche con il nostro cantante cabarettista ritiene di avere un suo ruolo preciso, pur non accumulando i follower sui social, bensì fisicamente, ed è questa una cosa curiosa, reclutando per strada persone di ogni tipo e ceto sociale. Con tutti loro, soprattutto con le belle ragazze che avete visto anche nelle foto, Mandi Mandi è stato molto generoso, auto d'epoca, gioielli, collane, vestiti, insomma, cosa non si fa per avere un proprio seguito. Vediamo ora questo videoclip in esclusiva per Telefriuli, videoclip che domani uscirà proprio su YouTube, immagino, sì, e quindi su tutte le piattaforme, ma prima in esclusiva su Telefriuli. Vediamola assieme. L'avevo scritta per Cristiano Mangioglio, ma è troppo bella, me la canto io. Mandi Mandi! Mandi Mandi, discreziato maledetto. Se io fossi un influencer, come dice tanta gente, tu dovresti allora seguirmi di più. Che c'è di influencer? Se vuoi andare al mare, io so bene cosa fare. Puoi fidarti, amore, vieni anche tu. Vienimi dietro, vienimi dietro, vienimi dietro, vieni con me, fai come me. Non temere il mal di mare che non rischi di affogare. Chi si monta può vedere quanta strada c'è da fare. No! Oh Madonna, ma questa canzone è esagerata. Ti accontento per amore, lo dovresti ricordare. Quelle volte che ti chiedo un poco di più. Per me era una cagata pazzesca. Io sono un influencer, come dice tanta gente. Non mi dire niente, amore, vieni anche tu. Tac! Vienimi dietro, vienimi dietro, vienimi dietro, vieni con me, vieni anche tu. Su, sempre di più. Vergogna! Cosa devo sentire alla mia età? Ero sicuro di averle sentite tutte, invece no! Capra, capra, capra! È un insulto alle canzoni italiane dei primi dei 600. Capra, capra, capra! Vienimi dietro, no, che cazzo bambino! E basta! Vienimi dietro! Capra! Dai! Vienimi dietro! Capra! Dai! Vienimi dietro! Capra! Dai! Fallo con me, fallo anche tu! Su! Dai! Tuffo del blu! Dove la gioia? Yeah, 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 yeah! Vergogna! Yeah, 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 yeah! Vergogna! Yeah, 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 yeah! Vergogna! Yeah, 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 yeah! Che c'è l'influencer? E prendi la medicina, porca puttana! Beh, bella canzone, so soddisfazioni. Discreziato maledetto! Che c'è l'influencer? E prendi la medicina, porca puttana! Vienimi dietro, no, che cazzo bambino! E basta!
Bella canzone, eh? So soddisfazioni. Mandi, davvero divertente. Dobbiamo dire che almeno un centinaio di persone sono state coinvolte, vero David? Sì, proprio così, tra tutta la produzione, la musica, il video e tutto quello che riguarda appunto la filiera produttiva di tutta la canzone, sì, abbiamo raggiunto il centinaio. Oriana, ti sei divertita? Tantissimo. Avrei voluto che le riprese durassero il doppio del tempo almeno. Insomma, in tante location di Lignano abbiamo visto, anche Piero De Martin che saluto, Piazza Fontana, Bar Shaker, Hotel Vittoria, Terrazza Mare, Acqua Splash, davvero avete valorizzato ancora di più Lignano Sabbia d'Oro e le sue location. Complimenti ragazzi, salutatemi tutti i protagonisti di questo nuovo lavoro, saluto anche Mandi, Alberto Zeppieri. E ricordate anche voi che domani sarete in tutte le piattaforme, David. Sì, esatto, ovviamente YouTube, poi anche Spotify e tutte quante i servizi di streaming online, Apple Music, Deezer, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, insomma, lo troverete, il twist dell'influencer sarà ovunque, quindi andate subito, domani, su YouTube, a cercare il twist dell'influencer per rivedere il video che avete visto in esclusiva su Telefriuli. Grazie a David Oriana, grazie mille. Grazie a te, grazie mille. Grazie. Alla prossima, buona giornata con Telefriuli. Mandi.